Sandona di Piave, all'Hotel Continental serata dedicata all'imprenditoria femminile, gli strumenti a sostegno delle piccole e medie imprese. Vediamo il servizio. Convegno promosso dal gruppo Donne Impresa. Siamo qui col presidente provinciale, la signora Maria Grazia Dalla Mora. Buonasera. Di cosa si parlerà questa sera e in particolar modo le donne nell'impresa? Esatto, noi questa sera cercheremo di avere delle risposte perché in un momento di crisi, infatti il convegno è sugli strumenti finanziari a sostegno delle piccole e medie imprese e abbiamo dei responsabili sia Cofidi che Artigiancassa che cercheranno di darci delle risposte. Naturalmente noi promuoviamo come gruppo Donne Impresa, però è aperto a tutti quanti, quindi avremo aziende piccole, medie, sia artigiane e non. Com'è la donna vista nelle grandi e medie imprese adesso? La donna deve sempre lottare, come sempre. Diciamo che noi dobbiamo lottare, però si rendono conto che siamo tenaci. Allora, per l'imprenditoria femminile Artigiancassa ha pensato ad un prodotto ad hoc che in sostanza tende a aiutare le imprese femminili, quindi le donne imprenditrici, nel tema della conciliazione, quindi nel conciliare la propria attività imprenditoriale con quella che è poi anche la vita quotidiana di tutti i giorni, quindi la famiglia. I prodotti nostri vanno sostanzialmente a gestire la gravidanza, la maternità, la malattia dei parenti e consentono sostanzialmente di bloccare le rate, pagamento sia quota capitale che quota interessi, fino a 9 mesi nell'arco del piano di ammortamento. C'è sicuramente il sito di Artigiancassa, www.artigiancassa.it, ma Artigiancassa, la forza di Artigiancassa è proprio la rete sul territorio, grazie alla collaborazione con associazioni di categoria e relativi confidi, Confartigianato, CNA e Casartigiani. A queste postazioni, che sono gli Artigiancassa Point, qualsiasi imprenditrice femminile può rivolgersi per avere tutte le informazioni e un'adeguata assistenza, e consulenza.